Avevano messo a segno una rapina al bar Petalo di Cardano al Campo lo scorso 2 maggio. Armati di coltelli, 2 italiani residenti a Cassano Magnago si erano presi 1.500 euro in contanti per poi scappare. Questa mattina sono stati arrestati dai carabinieri di Gallarate e portati nel carcere di Busto sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare. I 2, di 40 e 35 anni, residenti a Cassano Magnago, pluripregiudicati, la sera del 2 maggio scorso, col volto travisato, avevano fatto irruzione nel bar Petalo minacciando con i coltelli presenti e si erano presi l'incasso della giornata per poi scappare a bordo di un'auto. Le indagini, avviate dai militari e coordinate dal PM Francesca Parola, hanno permesso di ricostruire esattamente le dinamiche dell'evento e di raccogliere circostanziati elementi di prova a carico degli indagati, ai quali è stata anche sequestrata la somma in contanti di 1.260 euro trovata la sera stessa della rapina nell'abitazione di uno di loro.